Sesto giorno. Maria, modello di ogni cristiano. Maria richiama gli uomini alla prospettiva di Dio, al guardare in alto, al non lasciarsi travolgere dalle illusorie urgenze della vita che svuotano di senso e ci allontanano all'aprirci al mistero. Il suo cammino di donna credente si conclude nella gloria. In lei, assunta nella compiutezza del suo essere, si manifesta la piena realizzazione della creatura rinnovata dalla grazia. Beata perché ha veramente creduto e perché ha ricevuto nella totalità della sua persona la redenzione promessa e attuata da Cristo per tutti gli uomini. La vera devozione a Maria consiste nel compiere le nostre azioni con Maria, in Maria e per Maria. E non si tratta semplicemente di un atto isolato di devozione, ma di un impegno quotidiano a renderci disponibili con Maria e affidare a lei la nostra vita per arrivare a Gesù. Come a Cana, dove Maria si fece mediatrice presso Gesù per ottenere il vino buono, così anche noi siamo invitati a passare attraverso di lei per raggiungere il nostro Signore. Con Maria significa prendere Maria come modello delle nostre azioni, consultandola prima di agire e permettendo che sia lei a plasmare i nostri intenti secondo la volontà di Gesù. Don Bosco raccomandava ai suoi giovani di recitare 3 Ave Maria ogni giorno e chiedendo a Maria di guidarli nella salvezza dell'anima. In Maria implica raccogliersi interiormente come ha fatto Maria, custodendo nel nostro cuore la parola di Dio e facendo passare la nostra preghiera attraverso di lei, il tabernacolo vivente che ha portato in sé il Signore Gesù. La nostra preghiera diventa così più autentica e anche efficace. Infine, per Maria significa rinunciare al nostro amore proprio per dare gloria a Dio e onorarlo. Tutto per la gloria di Dio. Maria ci insegna che questo è possibile e che possiamo vivere per Gesù, seguendo il suo esempio di umiltà e dedizione. Se anche noi, come l'Apostolo Giovanni, la prendiamo in casa nostra, impareremo a vivere con lei, a impegnarci per lei, che ci racconterà come si vive per Gesù e come si prega il Padre, come si servono i fratelli. Desidero che queste riflessioni ci aiutino a vivere una devozione più autentica e profonda a Maria, madre e modello di ogni cristiano. Je m'appelle Ibrahim, j'ai 24 ans, je suis un Sénégalais. Mi chiamo Ibrahim, ho 24 anni, sono senegalese. Sono qui da 9 anni e mi trovo in una casa Don Bosco a Siviglia. Si chiama Gabriel Lamos. Il mio arrivo al Don Bosco è stato un po' difficile. Non conoscevo Don Bosco. Ero a Tenerife nel 2019. Studiavo, penso di dovevo entrare all'università, ma ero in una situazione in cui dovevo stare per strada. E un assistente sociale del comune mi ha parlato di Don Bosco. Ed è lungo queste strade che sono arrivato a Don Bosco.
E sono entrato al Don Bosco a dicembre, credo, prima della pandemia, dicembre 2019. E da allora mi hanno aiutato a tutti i livelli. Ho smesso di studiare perché avevo problemi con i miei documenti e non ho potuto continuare gli studi, ma mi hanno aiutato con i documenti fino al momento in cui sono arrivato qui a Siviglia. Sono in serie in una casa di autonomia. È perché in casa siamo aiutati affinché possiamo avere sufficiente autonomia e anche per avere un lavoro. Cerchiamo lavoro per dopo e manteniamo la nostra indipendenza nella vita, come può essere nella vita economica o nella vita sociale o amministrativa. Anche per la vita siamo in tutti questi progetti e anche per gli studi. La prima cosa che voglio dire alla Fondazione è una famiglia. Per me è una famiglia. Posso dire che è molto di più perché fin dal mio arrivo mi hanno accolto e mi hanno trattato come un bambino, come una persona che fa parte di loro. E questo mi ha segnato davvero per tutta la vita e mi hanno aiutato con l'istruzione. Posso dire tutto quello che faccio adesso, tutto quello che so nella mia vita è grazie a loro. Il mio primo sogno è studiare l'integrazione sociale. Attualmente mi sto formando come mediatore e ho una formazione come istruttore sportivo. Contribuisco a fondare i sogni di Don Bosco, perché anche lui aveva dei sogni, come dicevo prima. Quello che ho fatto, mi sono offerto volontario nella fondazione di sostegno scolastico chiamata Mapara. Li aiutiamo con i compiti e le attività scolastiche. C'è un momento in cui giocano anche loro. Inoltre ho il Cotar, è un centro giovanile dove facciamo attività sportive e lì sono il coordinatore sportivo. Faccio parte anche del volontariato For Refugees, qui a Herman, a Siviglia. Aiutiamo i rifugiati a uscire, a essere nella società, a sapere tutto ciò che è la vita europea. Questo è proprio tutto. Voglio diventare un educatore sociale o un assistente sociale e al momento mi trovo nell'integrazione sociale. Perché penso di voler lavorare nei centri per immigrati o educare i bambini. Ecco perché l'ho scelto. E sto lottando contro il razzismo. Tutto questo. E devo allenarmi a questo livello. Ebbene, poiché sono musulmano, ho un amico che mi chiama sempre salesiano musulmano. Ciò non significa che non conosca Maria Auxiliador. La conosco perché è la Santa Vergine di Don Bosco. È lei che l'ha aiutata nei suoi sogni ad aiutare i poveri e ad aiutare ed educare i giovani. A Don Bosco voglio solo dire grazie per tutto quello che ha fatto per me e per tutto quello che sta facendo per i giovani e per le persone che si trovano in situazioni vulnerabili. E li incoraggio a continuare, a non arrendersi, a continuare ad aiutare le persone. Anche se non ricevono alcun beneficio da ciò che fanno, prima o poi racconto al Padre tutto quello che fanno per i giovani. Vergine Maria, tabernacolo vivente, che hai fatto spazio nel tuo grembo al Verbo, insegnaci ad accogliere e custodire la parola nell'intimo del nostro cuore e metterla in pratica. Donna vera, modello di vita per i credenti, donaci il sorriso per ogni gesto d'amore che riusciamo a realizzare, in grado di contagiare chi vive nella tristezza interiore o nell'angosciante solitudine esistenziale.
Liberaci dalla rassegnazione di fronte alle sofferenze dell'umanità, alle false sicurezze, alle comodità che assopiscono l'anima. Fa che guardando a te impariamo a decentrarci, ad uscire da noi stessi per andare incontro ai fratelli bisognosi, specialmente i giovani. Amen.